Qui a Dubai, nella parte vecchia, abbiamo incontrato Laura. Laura è una spagnola, viene da Madrid, si è trasferita 5 anni fa qui a Dubai per amore. Sì, E veramente. l'amore poi è diventato anche un lavoro. Perché, Laura? Iniziai a lavorare 2 mesi fa come guida turistica, ma io il primo motivo per venire qua era per amore, perché io vine qua come turista con i miei amici e conosci il mio marito e dopo vine qua a vivere. Per una spagnola vivere nella cultura islamica cosa significa? I primi mesi era difficile per la cultura perché è diversa totalmente. Dopo mi piaceva molto la cultura e queria imparare di più e ora sono convertita all'Islam. Parliamo un po' di Dubai. Quando è nata, cosa vuol dire, chi ospita e soprattutto chi ci lavora, come vive? Per esempio, la gente che lavora dipende, se sono gente della India o di Pakistan che non hanno studios universitarios, viven con 200 euro al mese, 300 euro al mese. Dopo, gente con studios universitari come una professoressa, una persona che lavora per lo Stato, può essere 15.000 euro al mese, se vive bene qua. E tutte le compagnie ti offrono tutto. C'è differenza tra l'altro tra chi è emigrino e chi invece è turista, Sì. anche per quanto riguarda il lavoro. Esatto, per esempio per una persona locale, se lavora 3 ore al giorno sono 10.000 euro al mese. Per me, se io lavoro 3 ore al giorno, che io sono straniera, 2.000 euro al mese. Raccontami anche qualche curiosità, mi parlavi per esempio delle targhe delle macchine, hanno una numerazione particolare, da Esatto. cosa dipende? Per esempio, con 4 numeri è una persona ricca. Questa persona ha pagato per le targhe dell'auto minimo 200.000 euro. Per 3 numeri 1 milione di euro. E 2 numeri e un numero per una persona della realezza. Una persona reale. Minimo 50 milioni di euro. E poi c'è il costo della macchina, che qui sono Dopo, macchine abbastanza esatto, costose. Sì, dopo le macchine. Questo sempre è gli uomini che comprano le targhe dell'auto per vedere che sono ricco, una persona importante nel paese. A proposito di ricchi, qui c'è la tradizione di dare i propri figli in dote per avere molto denaro. Sì. Ci puoi fare un mercato anche di questo? Come un mercato? Un mercato, un tariffario, quanto costa poter a uno ricco prendere La una dote. donna? Per esempio, se sei una persona come più tradizionale, la dote qua può essere 1 milione di euro, da una famiglia alla famiglia delle donne. Dipende dal paese, a Dubai e Abu Dhabi sempre minimo 1 milione di euro, una famiglia con potere sociale 20 milioni di euro. E tutto questo dipende soprattutto dall'età della donna, non tanto dalla bellezza. Esatto, della età, sempre della età. Se la donna tra 20 e 25 anni sempre è di più, se la donna dopo tra 25 e 30 anni è di meno. Di meno siamo a livello di un paio di migliaia di euro, non di più. Sì, di 1.000 euro e basta, e dopo tra 30 anni niente, niente di soldi. Torneresti in Spagna oppure ormai è qui la tua patria? Dipende dall'amore, ma io di momento rimango qua. Dopo in estate sempre torno alla Spagna per il caldo, perché dopo è molto caldo qua. Un'ultima cosa, a chi ci segue, che consigli puoi dare a chi vuole venire a Dubai? Dove andare, cosa vedere e dove comprare? Bene, comprare sempre nel mercato, perché dopo nel Dubai Mall è tutto lo stesso, ma il prezzo più alto. Sempre visitare qua 5 giorni, una settimana sta benissimo. La Palma, Dubai Marina, Downtown e un giorno nella città vecchia e basta. E anche Abu Dhabi. Basta. Grazie. Grazie a te, grazie a te.